Dunque, abbiamo cominciato giusto parlando come io parlo quando attacco un corso o un attelugo a gente che viene a imparare un corso. La responsabilità di uno Stato attuale della lingua non è di nessuno individualmente. Questi e noi popolo corso non ci sono mica i responsabili di uno Stato attuale della lingua. D'accordo? Eravamo in un contesto e forse certi corsi, perché l'abbiamo detto che i sovioli se li parlavano un corso, non trovavano mica un lavoro, che forse come Luigi a sapere Luciani Nanzu, forse non si rendevano mica conto che la lingua corsa poi smarisce, hanno sono passati per questa strada qui e hanno appena fatto una rompidura di altra maniera, ma non erano mica i responsabili. Oggi l'affare so quantunque appena entrati in Gambia, appena di noi perché chi la lingua si perde, che la gente si bere, e l'inchiesta a IGE ce ne rendiamo conto tutti i giorni, ma penso che la strada, un aderente di una delle case della lingua mi ha detto io due affari che i miei parenti non hanno mica imparato di a fare cucina e a parlare corso. Ha detto, non abbiamo mica potuto dire a mia moglie, aveva sempre due a cucina perché non abbiamo mica imparato. Allora, abbiamo imparato a cucina. E ha detto a Juan, ai miei figlioli non li posso mica dire, non abbiamo mica parlare corso perché non abbiamo mica imparato. E dunque non parlo. Ebbene, in questa casa della lingua, come parecchie persone, penso che ci sono tre livelli. Bella sicura c'è una negoziazione con lo Stato, perché la ufficialità da Strilanuetta ferma un nostro oggettivo. Punto e basta. Non c'è mica discussione in questo punto. Ma ci sono due altri livelli. Già, di tutto ciò che la può fare, la collettività odia. Dunque, la ufficialità di fatto. E dopo c'è, grazie a ciò che la può fare la collettività, andiamo di noi a suo popolo. Andiamo a suo popolo per dare forza alla dinamica che noi vogliamo mettere in piazza. Allora, il popolo ci siamo già noi, gli eletti, i militanti. Gli eletti qui perché abbiamo un dovere di esemplarità. Non possiamo mica dire cioè salvare la lingua e quando c'è una scuola di lingua a un minimo o una scuola immersiva accanto, non mica metterci i nostri violi. Non possiamo mica dire cioè salvare la lingua e non mica essere sempre noi ogni tanto a passare a bere un caffè, a bere un corpo in una casa di lingua che è vicina. Perché che giustamente siamo eletti, abbiamo un dovere di esemplarità e una capacità mediatica che forse il popolo non ha mica sempre. Se case di lingua ne parla appena perché di qualcosa che conosco abbastanza, dopo che le sono state messe in piazza, sono già luoghi di identificazione. Io mi pego di un affare, e questa è una storia vera, una persona che conosco da poi forse 15 anni non abbiamo mai parlato corso tra di noi, forse perché non c'eravamo mica identificati come corsovani. La giusto una volta in una casa di lingua a un corso magnifico, non la sappiamo mica. E oggi che le odie non ci parliamo mai più in francese, parliamo sempre in corso. 15 anni senza sapere che questa persona parlava corso. Dopo c'è un altro affare. A casa di lingua di noi a lei sociale. E io penso, per conto mio, che anche parlavamo la settimana scorsa di derive mafiose, penso che pensare che prima sorte di questa situazione senza a lei sociale di un sbaglio maggiore e a lingua di un puntello maggiore di lei sociale. E questo è importante dirlo. Di una maniera appena di facoltà a Pinuccia e nostre piazze di paese che diano un luogo di lei sociale. Di una maniera da avere questa comunità strinta, perché la comunità strinta di noi un arnese per lottare contro queste derive mafiose e questa maniera di lasciare appena tutto andarsi nei male. E poi di noi un luogo che lo sia, d'altronde le case di lingua o la società che lavorano con elle, di noi un luogo di esempio virtuoso per la gioventù e di una maniera di mostrare di noi che ci sono straffare a fare che di lasciarsi ingannare da queste maniere va
perché chi l'odio è madre di tutti i vizi. E ne vengo, dopo aver parlato di un popolo, a forma di un rapporto, che è di nuovo fondo, fatta fine. E volevo salutare il Presidente esecutivo per questa maniera di funzionare, questa maniera nuova di un rapporto d'orientazione. E io penso che è la più bella maniera di partecipare alla democrazia e di partecipare al popolo, con gli attori, con tutti gli eletti, perché chi ha lingua, e è stata già detta nel trastemiciclo, non è mica la lingua né di maggiorità territoriale, né manco di isole nazionalisti, di la lingua di tutti i corsi e di tutti quelli che vogliono appartenere al suo popolo. Io penso che dobbiamo essere ottimisti, perché penso che c'è un'intelligenza collettiva che si può mettere in piazza, in particolare con questa maniera di lavorare tutti insieme, di proporre un progetto comune per una lingua che è di tutti. E volevo finire dicendo che c'è una sorta di maniera di sforzo di parlare la lingua. Non penso mica che è un sforzo, in tutti i casi che lo giuro di che è un sforzo di parlare la lingua, perché quando devo parlare della lingua, con chi sia, quando devo imparare della lingua, un considero che è un mandato in una struttura che gli permette di imparare la lingua, non gli va mica un sforzo, non fa mica un sforzo, gli va un regalo, viva un regalo, e penso che gli regalate un tesoro maggiore. Ecco.